Demir. Guarda, fermati, guarda dove lo volevi fermare. Tu vai indietro. Oh, là. Devi riuscire a maneggiare anche le pecore, devi riuscire a guardare le pecore e a bloccarle, ma senza toccarle. Quella poi è micidiale, quella è la prima che macello io. Guarda, Pascal, vai più vicino al pezzo, non vai così distante, vai più vicino. Fai ancora un giro, ancora uno. Je bene, cosa misli da je snipala? Adesso lavora tu le pecore, lavorale tu. Se vai indietro e il cane è appena là, Prostor. 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 Lavora tu. Fermati. Ok. Quella è una roba che io non so. Ma queste sono anche brave, quella è la cucina. Ecco, Prostor. Prostor. È proprio un discorso da placcare e lavorare su queste, se queste stanno ferme e seguono lei, tu devi lavorare questa, questo devi guardare. Quando fermi il cane, Prostor, se il cane è sicuramente nel posto giusto, tu devi fermare questa qua, se fermi lei devi è difficile, lo lavoriamo dopo questo, vai a aprire la porta. Ciao Martina! Ciao! 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 Ciao.
Dov'è il tuo posto, no? Devi portare le pecore là dentro. Vai, 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 vai. Guarda dove devi andare. Prostor. Se lo fermi troppo tardi, c'è il rischio che le pecore da dentro che sono escono fuori perché si sentono in gabbia. Quindi fai attenzione a dove lo fermi, è importante. Ne, Prostor. Chiudi la porta, ce la vedo. Czekaj. Fai una carezza perché la messo dentro. Basta, basta, tu queste carezze, franceria, basta. Chiudi la porta. Fermalo e lavora le pecore. Però tu guardi sempre il cane e ti dimentica di guardare le pecore.